Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi parleremo di una strada. Non una strada qualsiasi, una strada che, prima di esistere, era solo un sogno impossibile, una linea immaginaria tracciata su una mappa tra il nord e il sud di un paese diviso da montagne, fiumi e distanze enormi. Ma come si costruisce qualcosa che non è mai esistito prima in un territorio così difficile da attraversare? E perché proprio l'Italia, un paese ancora in piedi dopo anni di guerra, decise di tentare un'impresa del genere? Questa è la storia dell'Autostrada del Sole, un nastro di asfalto che attraversa l'Italia da Milano a Napoli e che racconta il sogno di un popolo che ha deciso di credere nel proprio futuro. La nostra storia inizia nell'Italia degli anni 50, un paese che stava lentamente tornando in piedi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le città erano state ricostruite, le fabbriche riprendevano a lavorare e per la prima volta molte famiglie italiane potevano permettersi qualcosa che fino a poco tempo prima sembrava un lusso: un'automobile. La Fiat 500 era appena nata e con lei nasceva anche il desiderio di muoversi, di esplorare, di scoprire un paese che molti non avevano mai visto davvero. Quel desiderio, però, si scontrava con una realtà difficile. Le strade italiane erano ancora quelle di un altro tempo, strette, lente, spesso non asfaltate. Chi voleva andare da Milano a Napoli doveva mettere in conto più di 2 giorni di viaggio e quella distanza sembrava quasi impossibile da colmare. In quegli anni le principali industrie italiane capirono che un paese moderno aveva bisogno di strade moderne. La Fiat, la Pirelli, la Jeep e l'Italcementi si unirono in un consorzio e cominciarono a studiare l'idea di una grande autostrada che collegasse il nord al sud. Non era solo una questione di comodità, era una questione economica. I camion impiegavano troppo tempo per trasportare le merci da una parte all'altra del paese e questo rallentava tutto, dalla produzione al commercio. L'idea di una strada veloce, lunga e moderna sembrava ambiziosa, forse anche impossibile, ma c'era chi era pronto a provarci. Quell'idea, nata nei tavoli dei grandi industriali, stava per diventare il progetto più importante della Repubblica Italiana. Il compito di realizzare questa grande opera fu affidato all'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, il grande ente pubblico che gestiva, per conto dello Stato, molte delle aziende italiane. A capo dei lavori fu nominato un ingegnere di grande esperienza, Fedele Cova. Era un uomo concreto, abituato a fare le cose senza sprechi e senza ritardi. Prima di cominciare, Cova fece qualcosa di insolito per i tempi. Partì per gli Stati Uniti insieme al suo gruppo di lavoro per studiare le grandi autostrade americane, le Interstate Highways, che già attraversavano il continente. Voleva capire come funzionavano, come erano state costruite e cosa poteva imparare da quell'esperienza per portarla in Italia. Fu un viaggio che cambiò tutto il modo di pensare al progetto. Al ritorno dagli Stati Uniti, Cova e il suo gruppo si misero al lavoro con un'energia straordinaria. Il progetto definitivo fu tenuto segreto il più a lungo possibile, per evitare pressioni politiche e interessi particolari. Cova divise il percorso in centinaia di piccoli tratti e affidò i lavori a molte imprese diverse, tutte in competizione tra loro per costruire meglio e più in fretta. Era un metodo nuovo, ispirato proprio a ciò che aveva visto in America, e funzionò.
le grandi industrie italiane risposero con entusiasmo. Avevano tutto da guadagnare da una strada che avrebbe reso l'Italia più unita e più efficiente. Quella che sembrava un'impresa impossibile stava prendendo forma, un tratto alla volta, lungo tutta la penisola. Nel frattempo, il dibattito nel paese era acceso. Non tutti erano favorevoli. Il Partito Comunista Italiano, attraverso il suo giornale, scrisse che l'autostrada avrebbe danneggiato le comunità locali più di quanto le avrebbe aiutate. Altri temevano che i soldi spesi per quella strada potessero essere usati meglio altrove. Ma la voglia di cambiamento era più forte di qualsiasi critica. L'Italia del dopoguerra voleva guardare avanti, voleva correre, voleva dimostrare al mondo di saper fare grandi cose. E quella strada, ancora solo un sogno disegnato su carta, stava per diventare la dimostrazione più concreta di tutto questo. Era il 19 maggio 1956, quando, a San Donato Milanese, fu posata la prima pietra di quella che sarebbe diventata l'Autostrada del Sole, un nome che guardava verso il sud, verso il calore del Mediterraneo che tanti italiani del nord sognavano di raggiungere. Era una mattina di primavera e intorno al cantiere si era radunata una folla di autorità, operai e curiosi. Il presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, depose una pergamena nell'incavo del blocco di marmo, mentre l'arcivescovo di Milano, Giovan Battista Montini, che sarebbe diventato Papa Paolo VI, impartiva la sua benedizione. Era un momento solenne, carico di speranza. L'Italia intera sembrava guardare in quella direzione, come se capisse che qualcosa di importante stava per cominciare. I lavori erano ufficialmente aperti e con loro si apriva anche una nuova pagina della storia del paese. Le sfide che attendevano gli ingegneri e gli operai erano enormi. Il percorso da Milano a Napoli non è una pianura, attraversa fiumi, colline e soprattutto gli Appennini, la catena montuosa che percorre l'Italia da nord a sud come una spina dorsale. Tra Bologna e Firenze, in particolare, il terreno era durissimo, pieno di vallate profonde e pendii ripidi. Per superare quegli ostacoli, i tecnici progettarono decine di ponti e viadotti di grande valore ingegneristico. Uno dei nomi più importanti di quei cantieri fu Riccardo Morandi, un ingegnere che progettò strutture di tale eleganza da essere considerate vere opere d'arte, oltre che capolavori di tecnica. L'Italia stava costruendo non solo una strada, ma anche un esempio di eccellenza tecnica ammirato in tutto il mondo. Il lavoro nei cantieri era duro, fisico, pericoloso. Migliaia di operai arrivavano da ogni parte d'Italia, spesso dal sud, lasciando le loro famiglie per mesi interi. Lavoravano con i macchinari, ma anche con le mani, nelle gallerie buie, sotto il sole d'estate e nella neve d'inverno. Molti di loro non tornarono a casa. Durante gli 8 anni di costruzione, decine di lavoratori persero la vita nei cantieri, colpiti da incidenti, frane, crolli. La loro memoria non fu dimenticata. A Campi Bisenzio, vicino a Firenze, l'architetto Giovanni Michelucci progettò una chiesa dedicata proprio a quegli uomini caduti, la chiesa di San Giovanni Battista, un edificio straordinario, visibile dalla carreggiata, che porta con sé il peso e il valore di quel sacrificio. Nonostante le difficoltà, i lavori avanzavano a una velocità sorprendente. Fedele Cova aveva suddiviso il percorso in tanti piccoli tratti
che lavoravano contemporaneamente. E questo permetteva di procedere su più fronti allo stesso tempo. Già l'8 dicembre 1958, poco più di 2 anni dopo l'inizio dei lavori, fu aperto al traffico il primo tratto da Milano a Parma. L'autostrada non era ancora finita, ma era già possibile percorrerne una parte. La prima automobile a varcare quel casello fu una Fiat 1100. Era un segnale chiaro. La strada non era solo per i ricchi o per i camionisti, era per tutti gli italiani. Man mano che i tratti venivano completati, venivano aperti al traffico e ogni inaugurazione diventava una piccola festa nazionale, un momento in cui il paese si fermava a guardare e a sperare. Tra tutti i tratti, il più difficile fu quello appenninico tra Bologna e Firenze, 85 chilometri costruiti tra ponti sospesi nel vuoto e gallerie scavate nella roccia. Prima dell'autostrada, quel viaggio richiedeva un pomeriggio intero. Quando il tratto fu aperto, il 3 dicembre 1960, bastava 1 ora e un quarto. Quella riduzione dei tempi sembrava quasi miracolosa. Per chi aveva fatto quel percorso tante volte sulle vecchie strade di montagna, sentire l'asfalto liscio e le curve ampie dell'autostrada sotto le ruote era come toccare il futuro con mano. Il cantiere più difficile era stato vinto e la strada continuava ad avanzare verso sud, verso Napoli, verso il traguardo. Al centro di questa vicenda c'è una data precisa, il 4 ottobre 1964. Quel giorno, a Firenze, il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugurò l'ultimo tratto dell'Autostrada del Sole, i 41 chilometri che collegavano Chiusi a Orvieto. La cerimonia si tenne davanti alla chiesa dell'autostrada di Giovanni Michelucci e Moro la definì un'impresa ardita e geniale, frutto delle grandi risorse della scienza, della tecnica e del lavoro italiano. 8 anni dopo la posa della prima pietra, l'Italia aveva una strada lunga più di 750 chilometri che la attraversava da nord a sud. Era una conquista tecnica, ma anche qualcosa di più profondo. Era la dimostrazione che il paese era capace di fare cose grandi quando si metteva insieme e ci credeva davvero. Quell'inaugurazione avvenne in un momento straordinario della storia italiana. Il paese stava vivendo il miracolo economico, un periodo di crescita rapidissima che stava trasformando l'Italia da paese agricolo a potenza industriale. Nelle case entravano i frigoriferi, i televisori, le lavatrici. Nei bar comparivano i primi vasetti di Nutella. Sulle strade circolavano milioni di Fiat 500, comprate da famiglie che fino a qualche anno prima non avrebbero mai pensato di potersi permettere un'automobile. L'Autostrada del Sole arrivò esattamente nel momento giusto, come se il paese avesse costruito la strada che meritava. E quella strada diceva una cosa semplice ma potente. L'Italia era cambiata e non aveva intenzione di tornare indietro. Il cambiamento più immediato fu quello dei tempi di viaggio. Prima dell'autostrada, andare da Milano a Napoli richiedeva più di 2 giorni, tra strade di montagna, paesi attraversati uno per uno e soste obbligate. Con l'Autostrada del Sole, lo stesso viaggio si faceva in poco più di 6 ore. Era una rivoluzione nella vita quotidiana di milioni di persone. I camionisti potevano consegnare le merci in tempi molto più brevi. Le famiglie del nord potevano andare in vacanza al mare nel sud. I lavoratori emigrati
potevano tornare al loro paese d'origine nei fine settimana lunghi. La strada aveva accorciato le distanze, certo, ma soprattutto aveva avvicinato le persone, le regioni, le culture di un paese che per secoli era stato diviso da barriere naturali. L'autostrada del Sole stupì anche il mondo. Gli ingegneri stranieri che avevano seguito i lavori da lontano rimasero colpiti dalla qualità dei viadotti e dei ponti. Molte di quelle strutture, progettate da Riccardo Morandi e da altri grandi tecnici italiani, furono incluse in una mostra al Museum of Modern Art di New York, il MoMA, per il loro valore architettonico e ingegneristico. Una strada italiana era diventata un'opera d'arte riconosciuta a livello internazionale. Per un paese che amava la bellezza, quella mostra aveva un valore speciale. Con il passare del tempo, quella scommessa non ha smesso di valere. L'Autostrada del Sole è ancora la strada più lunga e più importante d'Italia. Ogni giorno migliaia di camion e automobili la percorrono da nord a sud, portando merci, famiglie, lavoratori. In 60 anni il traffico è cresciuto del 460% e miliardi di euro vengono investiti ogni anno per ammodernarla e tenerla in vita. Non è solo logistica, è il paese in movimento. Lo stesso movimento che 60 anni fa sembrava impossibile da immaginare. Ancora oggi, chi la percorre in un pomeriggio d'estate vede sfilare tutta l'Italia. La pianura padana piatta e verde, le colline della Toscana, le valli dell'Appennino. E poi, dopo Roma, il cielo che si allarga e il profumo del Mediterraneo che entra dai finestrini. C'è la sensazione di attraversare un paese antico e sempre nuovo, unito da una strada che, 60 anni fa, qualcuno ebbe il coraggio di immaginare, costruire e regalare a tutti. Così finisce la nostra storia di oggi. 8 anni, centinaia di cantieri, migliaia di operai, montagne da attraversare e fiumi da superare. Una strada lunga, più di 750 chilometri, che ha unito il nord e il sud come mai era successo prima. Un popolo uscito da anni difficili ha scelto di costruire qualcosa di grande e quella scelta ha cambiato il paese per sempre. C'è qualcosa di profondo in quella storia. Non è solo la storia di ponti e gallerie, ma la storia di chi ha scelto di guardare avanti, di investire nel futuro, di costruire qualcosa che durasse. Quella scelta dice molto su ciò che gli italiani sanno fare quando si mettono insieme. Se anche tu ami l'Italia e vuoi scoprire le storie che rendono unico il nostro paese, resta con noi. Ogni settimana un nuovo racconto ti aspetta, qui su Il Cuore d'Italia.